Dinanzi a genitori che piangono desolati il loro bambino morto, io prego il Signore di risuscitarlo. Dinanzi alla povertà di un padre che mi domanda un pezzo di pane per sfamare i suoi figli, io mi commuovo e prego Dio che gli sia provveduto. Ma dinanzi a sposi che desiderano un figlio e sono bestemmiatori, io prego il Signore che nasca loro un figlio sordo e muto, sordo per non sentire le bestemmie dei genitori e muto perché non li ripeta. Queste sono le parole di San Antonio di Padova, che possono sembrare dure se non considerare che la bestemmia è un'offesa diretta a Dio, offesa che sarebbe qualcosa di inconcepibile se non fosse una tristissima realtà. Come non ci sono parole che possono esprimere fino in fondo la grandezza e la maestà infinita di Dio, così non ci sono parole che possono esprimere fino in fondo l'abisso di miseria morale che era chiuso nelle bestemmie. Santa Caterina da Siena ha definito il bestemmiatore come un demonio incarnato, perché la bestemmia è l'urlo rabbioso di Satana che esce dalla bocca di un uomo per sporcare la gloria di Dio. È il segno più palese dell'odio e del disprezzo verso Dio. Scusa, ma se uno bestemmiasse e quindi farebbe un'offesa a Dio, anche se quell'offesa è rivolta quando una persona è arrabbiata. Un microfono più vicino così si sente meglio. Ripeto, allora, se una persona è arrabbiata e quindi fa un'offesa a Dio mediante una bestemmia, si può parlare comunque di peccato? È vero che molte volte la persona non vuole direttamente offendere Dio, insultare Dio. La bestemmia è cattiva in sé, anche per le conseguenze, per lo scandalo che provoca e perché la gloria di Dio di fronte agli uomini viene infagata e calpestata. È chiaro che quasi tutta l'attenzione del nostro tempo è concentrata sull'uomo e quasi inesistente verso Dio. Ciò che colpisce l'uomo è considerato come grave e ciò che offende Dio è considerato come, si può dire, insignificante. Ma la bestemmia è solo una parola e Dio è infinitivamente grande. Cosa può importargli se uno lo offende? Si può dire che più una persona è grande e importante, come il nostro sindaco ad esempio, più grave è l'insulto a lei rivolto. Non è lo stesso insultare un amico o i genitori, proprio papà e mamma. Quindi l'insulto a Dio è infinitamente grave appunto perché Egli, Dio, è infinitamente grande e la bestemmia merita quindi un castigo infinito, perché Dio è infinito. La bestemmia è inoltre un atto di stupidità, perché ci facciamo nemici di colui che vorrebbe essere nostro amico, padre, benefattore e salvatore. Ma se uno non dice chiaramente il nome di Dio, ma lo fa capire e lo sostituisce con parole simili, sta commettendo lo stesso un peccato? Si può dire che, con altre parole, forse non è una bestemmia, ma si rischia comunque a lungo andare di iniziare a bestemmiare propriamente e si rischia anche di provocare scandalo, perché si può percepire queste parole simili come una bestemmia. Veramente nessuno mai, infatti, ha cominciato a bestemmiare per il gusto di bestemmiare, ma tutti i bestemmiatori sono diventati tali sotto la spinta del cattivo esempio ricevuto, e cioè perché infettati da collaudati bestemmiatori che sono stati i loro maestri di vizio. Infine, la bestemmia è il cancro dell'anima. Come il cancro infatti invade tutto l'organismo fino a portare alla morte, così la bestemmia, quantomeno annebbia, ma quasi sempre paralizza tutte le facoltà dell'anima e uccide in essa il gusto delle cose di Dio.